Si arricchisce il dibattito politico in vista delle elezioni comunali di Agrigento, gli interventi di controcorrente Nuccio Dispenza, Giuseppe Di Rosa, nostra intervista al probabile candidato a sindaco Roberta Lala. La presidenza del Consiglio Comunale di Canicattì e i capigruppo annunciano l'apertura di un tavolo tecnico con AICA per affrontare l'emergenza idrica. Al via i lavori per la riqualificazione urbana del centro polivalente di Fontanelle. Presentato ieri a Palma di Montechiaro il libro di Laura Sanfilippo Donne d'Italia. Presso la sede del parco l'Ordine degli Architetti dialogano con Pressinenza Puglisi sul focus dell'architettura degli ultimi 25 anni. Daspo per 4 giovani da parte del questore Palumbo per una rissa cattolica eraclea. L'imprenditore di Favara, autore della presunta frode fiscale di 35 milioni di euro, chiede il patteggiamento della pena. I consigli di Marco Camisani Calzolari sulle telefonate mute che ci arrivano ai nostri cellulari. Buongiorno, benvenuti col nuovo appuntamento di TV Notizie di oggi, martedì 3 marzo, sul dibattito politico relativamente alle prossime elezioni per il candidato a sindaco della città. Si registrano oggi diversi interventi, tra cui quello del coordinatore regionale di Controcorrente, Gandolfo Laverde, di Nuccio Dispenza e di Giuseppe Di Rosa. Il nostro servizio. Sul dibattito politico relativamente al futuro candidato a sindaco di Agrigento interviene il coordinatore regionale di Controcorrente Gandolfo Laverde affermando: Fratelli d'Italia mobilita Donzelli per provare a fermarci, questo dimostra, temono la crescita del nostro movimento. Fa sorridere, continua Laverde, come i vertici del centrodestra agrigentino siano costretti a far intervenire Donzelli per provare a fermare Lavardera e il suo candidato a sindaco di Agrigento, Michele Sodano. La paura che Controcorrente dilaghi, vista la sindacatura fallimentare di Miccichè, è ormai papabile. Noi non ci fermeremo, abbiamo messo sul tavolo la candidatura di Michele Sodano per tutto il campo largo. Insieme possiamo amministrare Agrigento. Questa città merita di più e i cittadini alle urne non dimenticheranno come il centrodestra ha ridicolizzato la città che doveva essere capitale della cultura. E nel fronte del centro-sinistra interviene oggi Nuccio Dispenza affermando, di fronte al tourbillon di notizie, nomi e interventi di queste ore: mi preme ricordare quanto disse a inizio di febbraio e quanto ho ripetuto successivamente. Il tempo è scaduto alla nostra piccola storia cittadina, il compito, se lo vorrà, di accertare le responsabilità di quello che non si compie. Nuccio Dispenza continua affermando: resta il problema di far fronte alle famiglie politiche che non intendono mollare l'osso ad Agrigento, a una destra che anche a parere di tanti agrigentini e agrigentine di destra si è dimostrata la peggiore d'Italia, maldestra e vorace. Per farvi fronte l'area progressista aveva il dovere di andare unita al voto, uscendo da logiche e metodi che non scimmiottassero quella di chi detiene il potere. Quella era la strada. Se non saprà farlo, resta la necessità di andare al voto per intercettare il maggior consenso possibile. Per questo si metta nel conto anche che a scendere direttamente in campo sia una parlamentare, l'onorevole Giovanna Iacono. E sempre sul fronte delle candidature ad Agrigento, sabato 7 marzo alle ore 11 presso la sala riunioni della segreteria del candidato sindaco in via Manzoni 161 Giuseppe Di Rosa inizierà a presentare parte della squadra di governo che lo affiancherà nel progetto di rilancio di Agrigento, una città, secondo Di Rosa, trascinata in una condizione disastrosa da anni di malgoverno del centrodestra e due suoi complici. Mentre gli altri litigano, continua Di Rosa, mentre c'è chi dopo anni di silenzio prova oggi a intercettare un malcontento che non ha mai avuto il coraggio di rappresentare anche con scelte impopolari, noi andiamo avanti. Quel malcontento è emerso solo grazie alle battaglie, alle denunce e alle lotte pubbliche condotte in questi anni da Giuseppe Di Rosa, con un'esposizione continua che ha comportato rischi concreti anche sulla propria salute e sulla serenità familiare, pur di difendere Agrigento e dire la verità ai cittadini.
Noi non abbiamo bisogno della visibilità di alcun deputato, di sciamani della politica, né di campagne elettorali preconfezionate da chi è stato già seduto sulle poltrone del governo nazionale senza muovere un dito per Agrigento. Il nostro progetto, Ferma di Rosa, non nasce nei salotti romani o palermitani, non viene scritto nel retrobottega dei partiti, non si regge su padrini politici o testimonial mediatici. E tra le probabili candidate a sindaco della città c'è anche Roberta Lala, coordinatrice cittadina di Italia Viva, proposta dal senatore Davide Faraone. Stamattina l'abbiamo intervistata. Siamo con Roberta Lala. Ecco, Roberta Lala ricordiamo che è stato ex assessore al comune di Agrigento. Ecco, in questi giorni il suo leader, il leader di Italia Viva, Davide Faraone, l'ha chiamata in causa proponendolo addirittura come candidato a sindaco. Noi abbiamo lanciato una proposta da mettere sul tavolo degli alleati, ma principalmente per noi è importante invece andare uniti con gli alleati, quindi se si troverà la sintesi pure su un altro nome, noi siamo favorevoli a sostenerlo. Per noi quello che oggi è importante è lottare affinché questa città non cada nelle mani delle stesse persone che hanno mosso le file e che l'hanno ridotta alle macerie, perché abbiamo visto insomma che tutto quello che si è toccato è stato un fallimento, ma non solo Capitale della Cultura, non voglio ripetere le stesse cose, ma anche molti progetti PNRR non presentati. Quindi io oggi penso che non c'è più spazio per le polemiche, lo spazio che deve essere è quello di parlare di programmi, di proposte, di ZTL a San Leone, di centro storico, di giovani che vanno via, rivolgersi alle madri ed è quello che noi faremo. Ma al momento ecco, ci aggiorni su una proposta del centro-sinistra, del PD, abbiamo visto la prima fuga in avanti di Sodano Michele, c'è la proposizione di Rosa. Ecco, ma si riuscirà questo fronte alternativo al centrodestra ad avere un'espressione unitaria? Ci stiamo provando. Michele Sodano è una persona con la quale io ho un ottimo rapporto umano e spero che si potrà andare insieme, che si troverà nei tavoli regionali, perché ormai dipende dai tavoli regionali, non sicuramente da noi, un'eventuale alleanza. Auguro un buon lavoro al candidato sindaco Giuseppe Di Rosa. Diciamo che da questa parte abbiamo tutti più o meno gli stessi obiettivi, che sono quelli di contrapposizione a questi due blocchi di destra. Italia Viva proporrà una sua lista o andrà in tandem con altre? Italia Viva penso che sia il partito che per primo ha avuto la lista pronta, una lista fatta di professionisti, una lista fatta di persone che fino ad ora non hanno fatto politica, ma che stanchi dello stato di cose ci vogliono mettere la faccia, perché io credo che comunque sia importante che ognuno di noi non si fermi a lamentarsi, ma si mette in gioco, perché solo così ci può essere davvero un cambiamento. In fondo, come diceva Gandhi, il cambiamento può avvenire nel momento in cui ognuno lo attua dentro di sé. Ma lei crede che questa città abbia la voglia e il desiderio di cambiare? Questa città deve avere la voglia e il desiderio di cambiare, perché peggio di come siamo ridotti non possiamo andare. Io vedo che comunque la gente si lamenta per il decoro urbano, per la pulizia delle strade, ci sono tante cose che non vanno, quindi mi auguro che ci sia uno scatto di orgoglio e di riscatto proprio nei cittadini per fare in modo che avvenga un cambiamento non per fare chissà cosa, ma per portare questa città ad avere una dignità. La presidenza del Consiglio Comunale e la conferenza dei capigruppo del Comune di Canicattì hanno annunciato l'apertura di un tavolo tecnico con AICA per affrontare l'emergenza idrica che sta interessando la città dell'Uva Italia. La riunione si svolgerà nei prossimi giorni e rappresenta un passaggio fondamentale voluto e promosso dal Consiglio Comunale, che ha assunto un ruolo centrale e determinante nel sollecitare un confronto diretto con i vertici dell'ente gestore AICA. Decisivo è stato l'intervento del Presidente del Consiglio Comunale Domenico Li
pubblicata, unitamente al documento unitario approvato dai capigruppo consiliari, che ha consentito di portare con autorevolezza la voce della comunità al Presidente della Regione siciliana Schifani, ai vertici di AICA, ottenendo l'apertura di questo tavolo di confronto. Il Consiglio Comunale si è posto quale principale attore politico e istituzionale nella ricerca di una soluzione equa e strutturale della crisi, esercitando pienamente il proprio ruolo di indirizzo e rappresentanza rispetto agli altri livelli coinvolti, si legge in una nota diffusa alla stampa dalla Presidenza del Consiglio Comunale di Canicattì. E si terrà il prossimo venerdì 6 marzo alle ore 18 presso l'Hotel Caos di Agrigento un incontro pubblico dal titolo Le ragioni del sì, promosso dal direttivo provinciale di Fratelli d'Italia in vista del referendum sulla giustizia in programma il 22 e 23 marzo. Ad aprire e moderare i lavori sarà l'avvocato Adriano Barba. Nella sua qualità di presidente provinciale del partito interverranno per i saluti istituzionali Paola Antinoro, coordinatrice cittadina, Salvatore Broccio, responsabile provinciale del Dipartimento Giustizia di Fratelli d'Italia, tra i relatori previsti Antonio Gazziano del Foro di Agrigento, Giusy Savarino, assessore regionale al territorio e ambiente, Luca Sbardella, commissario regionale del partito. Le conclusioni saranno affidate all'onorevole Giovanni Donzelli, responsabile nazionale dell'organizzazione di Fratelli d'Italia. Recuperato il centro polivalente del quartiere Fontanelle di Agrigento, questo quanto comunicato dall'assessore al ramo Gerlando Principato, presto inizieranno i lavori di riqualificazione urbana al nostro servizio. Recuperato il centro polivalente del quartiere Fontanelle di Agrigento, questo quanto comunicato dall'assessore al ramo al comune Gerlando Principato, che ribadisce come da quando abbiamo preso l'impegno di recuperare questo finanziamento e restituire dignità ai locali di Fontanelle, sapevamo che non sarebbe stato semplice. Oggi possiamo dire che quell'impegno è stato mantenuto. Per anni il progetto è rimasto fermo mentre il quartiere viveva una situazione di degrado e di insicurezza. Noi abbiamo scelto di intervenire e di salvare un finanziamento che rischiava di andare a perduto, trasformando un problema in un'opportunità concreta per la comunità. Dopo il decreto regionale di finanziamento del settore sesso e lavori pubblici, con il dirigente Alberto Aveni e il RUP Gerlando Trupia, ha portato avanti con determinazione i passaggi necessari, l'aggiornamento del progetto, l'adeguamento al nuovo prezzario, determina a contrarre, l'espletamento della gara per l'affidamento dei lavori e della direzione. Adesso siamo all'ultimo passaggio formale. Concluse le verifiche di legge, l'aggiudicazione diventerà definitiva e i lavori potranno così partire. Fontanelle, afferma Principato, non è un quartiere di serie B, non è un quartiere satellite, è una parte strategica della città di Agrigento, merita rispetto e investimenti e presenza istituzionale. Entro la fine dell'anno avrà il suo centro polivalente, uno spazio di cultura, aggregazione e servizi, insomma un punto di riferimento per l'intera comunità. Sono orgoglioso del lavoro fatto, conclude Principato. Seguire quotidianamente gli uffici, affrontare difficoltà burocratiche, superare ostacoli tecnici. Non è semplice, ma vedere un cantiere ripartire ripaga ogni fatica. Con questo intervento continuiamo a dimostrare che la riqualificazione urbana dei quartieri non è uno slogan, ma un impegno reale e mantenuto. Presentato ieri a Palma di Montechiaro il libro Donne d'Italia di Laura Sanfilippo presso la sala consiliare del comune, hanno conversato con l'autrice Margherita Trupiano, Maria Concetta De Marco. Le interviste. Maria Concetta De Marco, relatrice del libro di Laura Sanfilippo, Donne d'Italia, cosa ha raccontato la sua relazione? È un piacere partecipare alla presentazione di questo libro perché, come dico nella relazione, il libro è motivazionale, è un libro femminile, ci sono tanti spunti di riflessione a partire dalla copertina, per non parlare poi delle varie citazioni, tutte le esperienze delle donne che vengono intervistate, nonché persino i messaggi meno auguranti alla fine di ogni intervista, quindi tanto da dire, tanto da pensare, da riflettere. Sindaco Castellino, Donne d'Italia di Laura Sanfilippo, oggi a Palma di Montechiaro
ha segnato un importante momento di riflessione. Assolutamente sì, oggi grazie alla Paese della San Filippo e a tutti gli intervenuti abbiamo potuto fare un viaggio attraverso l'universo femminile, capendone ancora una volta le sue particolarità, le sue bellezze e le capacità, ma anche al contempo le difficoltà che la donna vive per affermarsi sia nel mondo del lavoro e nel mondo delle professioni, ma anche per essere tutt'oggi la custode del secolare domestico, quindi il doppio del lavoro, il doppio dello sforzo per raggiungere i traguardi che meritano. Come ho detto nell'intervento, sono innamorato dell'universo femminile ed è davvero stato un privilegio poterci confrontare su tematiche importanti che vanno dal femminicidio alla violenza di genere, alla capacità delle donne per poter poi essere anche noi uomini che in maniera atavica non siamo forse abituati a una donna così forte, invece dobbiamo abbracciarla perché è davvero la parte migliore dell'essere umano. È stato un grande successo, Donne d'Italia, la prima presentazione a Palma di Montechiaro. Laura Sanfilippo, cosa ci dice? Che sono molto grata alla mia cara amica giornalista Margherita Sucano per essere sempre un mio punto di riferimento certo. Questo significa che tra donne possiamo lavorare insieme, condividere e non essere come si pensa sempre l'une contro le altre armate. Donne d'Italia chi sono? Donne d'Italia sono delle donne in carriera, sono delle donne forti che non hanno bisogno di chiedere lo spazio perché lo occupano grazie alla loro competenza e alla loro eleganza d'acciaio. Dove le ha incontrate Laura Sanfilippo? Queste donne le ho incontrate in Canada, in Italia, in tutte le parti dell'Italia, nelle varie regioni italiane, ma soprattutto grazie al mio incarico all'estero come direttrice dell'Innovation Office a Vancouver. È un libro che parla delle donne e si rivolge agli uomini? In un certo senso sì, è una riflessione comune, se noi donne pensiamo che da sole possiamo farcela, abbiamo fallito. Credo profondamente nella reciprocità tra sessi, nella reciprocità tra uomo e donna, nel condividere i ruoli, nel rispetto degli altri, null'altro, uomo-donna, nei rapporti non asfissianti. E gli architetti di Agrigento hanno presentato ieri il libro di Pressinenza Puglisi, Focus sull'architettura degli ultimi 25 anni e sul rapporto tra liberi professionisti e mondo accademico. L'iniziativa, come dicevamo, ha avuto il patrocinio dell'Ordine degli Architetti di Agrigento. Le interviste. Siamo lieti di patrocinare il libro, ben conoscendo l'alto profilo culturale dell'autore, che è riuscito nel migliore dei modi a elaborare un'attenta analisi non solo delle opere e dei protagonisti dell'architettura contemporanea italiana degli ultimi 25 anni, ma anche del contesto culturale in cui queste opere sono state concepite. È in tal senso interessante leggere tra le righe del libro l'evoluzione dell'architettura contemporanea, del rapporto tra l'architettura contemporanea e il mondo accademico, alla luce della costante crescita del digitale, del web, dei social, che di fatto hanno un po' rotto i vecchi equilibri. Oggi l'architettura d'élite, chiamiamola così, non è riservata soltanto agli accademici, ma è aperta anche agli architetti professionisti, ai liberi professionisti che capitalizzano nel migliore dei modi il web e i social. La manifestazione di oggi sarà un'occasione proprio per analizzare questa evoluzione dell'architettura degli ultimi 25 anni, ma sarà anche un'occasione per promuovere l'alto valore culturale e sociale dell'architettura. Il libro è una storia dell'architettura italiana degli ultimi 25 anni, quindi di questo millennio, ed è
reso conto di uno stato di salute straordinario dell'architettura italiana, perché l'architettura italiana, dopo essere entrata in crisi con l'avvento delle archistar e dei progettisti stranieri, ha capito come controbattere, come sviluppare una linea interessante e come fare dell'architettura finalmente contemporanea che non avesse problemi, inibizioni o difetti di sorta. Oggi ci troviamo a ragionare e a gioire per un evento di grande importanza, di primaria importanza dal punto di vista culturale, quello della presentazione di un volume sulla storia dell'architettura contemporanea dal 2000 ad oggi. Un momento importante, l'autore del libro è Luigi Pestinenza Puglisi, critico di storia dell'architettura di chiara fama nazionale ed internazionale, che oggi presenta questa sua fatica, questa sua opera proprio ad Agrigento, dandoci la possibilità di seguire un processo progettuale che avvicina molti di noi a una produzione architettonica che è per l'appunto recente, dal 2000 fino ai nostri giorni. E il presidente della regione siciliana, Renato Schifani, in stretto raccordo con l'assessore all'economia Dagnino e la sua giunta, è al lavoro sul dossier relativo alla decontribuzione per le nuove assunzioni, in attuazione agli articoli 1 e 2 della legge di stabilità, che ha stanziato ben 600 milioni di euro per il prossimo triennio. In particolare l'attività tecnica è orientata alla definizione delle procedure necessarie per superare il requisito della territorialità. In questo modo si punta a non incorrere nell'applicazione della normativa europea in materia di aiuti di Stato, potenziando l'efficacia della misura a sostegno dell'occupazione, che resterà comunque immediatamente operativa nel rispetto dei regolamenti europei. Attualmente è previsto un massimale in regime de minimis di 300.000 euro per imprese in un triennio. Il suo superamento consentirebbe di estendere il beneficio anche alle grandi aziende, ampliando così in modo significativo l'impatto economico dell'intervento. L'iniziativa mira a favorire nuova occupazione stabile, garantendo al contempo il rispetto delle regole europee e la tempestiva attuazione delle risorse previste appunto nella legge di stabilità. Emessi dal questore di Agrigento 4 provvedimenti di Daspo Willy nei confronti dei soggetti resisi responsabili di una rissa lo scorso 20 novembre a Cattolica Eraclea. Il questore di Agrigento, Tommaso Palumbo, ha emesso 4 provvedimenti di Daspo Willy nei confronti di altrettanti soggetti che si sono resi responsabili della rissa avvenuta nella serata dello scorso 20 novembre a Cattolica Eraclea in piazza Roma, a scontrarsi a colpi di calci e pugni a causa di una discussione per futili motivi. Sono stati 4 soggetti distinti in 2 opposti gruppi. La rissa avvenuta nelle immediate vicinanze di 2 locali di pubblico trattenimento sito presso piazza Roma si protraeva per un paio di minuti, durante i quali i responsabili si colpivano con violenza fino a quando le condotte violente venivano interrotte grazie all'intervento di altri giovani che si adoperavano a dileguare i gruppi. Le varie fasi dell'alterco venivano puntualmente ricostruite dai militari in servizio presso la locale stazione dei Carabinieri, grazie ai filmati catturati dalle videocamere di sorveglianza presenti sui luoghi, acquisite anche dalla Polizia Municipale all'indomani della rissa. L'attività investigativa svolta consentiva così di identificare immediatamente 2 giovani del posto, uno di 19, l'altro di 20 anni, facendo parte di uno dei gruppi antagonisti. Gli altri 2 giovani, invece, sono stati identificati grazie alla collaborazione dei militari della tenenza di Ribera, essendo ivi residenti. Si tratta di 2 giovani fratelli rumeni, rispettivamente di 29 e 23 anni. In seguito all'attività istruttoria svolta dalla Divisione Polizia Anticrimine della Questura di Agrigento,
Su proposta dei militari della stazione dei Carabinieri di Cattolica Eraclea, il questore di Agrigento emetteva i provvedimenti di Daspo Willi nei confronti dei 4 soggetti resisi responsabili della rissa. Per tutti è scattato il divieto di accedere ai locali di pubblico intrattenimento presenti nelle immediate vicinanze dei luoghi della rissa, nonché di stazionare nelle immediate vicinanze degli stessi per un periodo di 1 anno. L'imprenditore di 42 anni di Favara, ritenuto la mente del sistema su una presunta frode fiscale da oltre 35 milioni di euro, ha chiesto di patteggiare la pena di 3 anni e 6 mesi di reclusione con la confisca dei beni per un valore di 3 milioni di euro. La decisione del GUP del Tribunale di Sciacca è attesa per il prossimo 9 giugno. L'uomo, ricordiamo, è indagato dei reati di autoriciclaggio e reati tributari. L'indagine è stata condotta dalla Guardia di Finanza di Sciacca e aveva portato alla scoperta di un presunto meccanismo di false sponsorizzazioni e fatture per operazioni inesistenti attraverso le carte prepagate che avrebbe coinvolto oltre 200 imprese in tutta Italia. La società avrebbe emesso e utilizzato fatture per operazioni inesistenti per un valore complessivo appunto di 35 milioni di euro circa. Al centro dell'inchiesta anche falsi rapporti di sponsorizzazione legati a gare automobilistiche di rally. Secondo la ricostruzione sarebbero state utilizzate 200 carte prepagate da cui venivano prelevati ogni giorno 1.000 euro ciascuna. Dalle somme incassate sarebbero stati trattenuti l'IVA esposta nelle fatture e una commissione variabile dal 5 al 14%. Attenzione alle telefonate mute che arrivano sul vostro cellulare, i consigli di Marco Camisani Calzolari. Attenzione alle telefonate mute, sembrano innocue, invece ci fregano, seguitemi. Vedete, il problema non è il silenzio della telefonata, è quello che quel silenzio permette di fare. Squilla il telefono, rispondiamo, pronto? Pronto? Ehi, magari lo ripetiamo più volte e dall'altra parte non parla nessuno. Magari sentiamo un rumore di fondo, un click, un respiro e poi cade la linea. E noi pensiamo magari al call center o qualcuno che ha sbagliato, o una linea disturbata o un numero che ha chiamato per sbaglio. Una linea disturbata in realtà spesso è un test e sembra una banalità solo perché non c'è la parte attiva al momento della truffa, ma la parte utile la stanno già facendo. Vedete, durante quelle telefonate stanno raccogliendo informazioni su di noi senza farci domande. Per esempio, capiscono che il numero è attivo, capiscono che dietro c'è una persona vera, capiscono a che ora rispondiamo. Capiscono se rispondiamo sempre o solo in certe ore. Capiscono quanto restiamo in linea prima di chiudere. Capiscono anche se la voce dall'altra parte sembra quella di una persona anziana o giovane. E quella chiamata è un filtro. Serve per selezionare numeri buoni, quelli su cui vale la pena di lavorare. Pensate che questa parte oggi non la fa nemmeno più una persona vera, la fa un computer che chiama a raffica e registra solo i segnali che gli servono. Risposta, durata, reazione, orario. Poi il numero finisce in una lista diversa. Da quel momento in poi iniziano a costruire il resto. Con quel numero cercano online e oggi lo fanno con l'intelligenza artificiale, perché l'intelligenza artificiale serve proprio a incrociare i pezzi. Dati presi da social, annunci, informazioni pubbliche lasciate in giro, magari negli anni, e a volte anche dati che arrivano da database rubati finiti sul dark web. E così mettono insieme nome, città, parenti, abitudini e quando hanno un profilo abbastanza solido passano alla seconda fase. E infatti la seconda chiamata poi è un'altra storia. Stavolta parlano e parlano pure bene. Può essere il falso operatore del tuo gestore, può essere il falso tecnico, il falso addetto alla banca, oppure la versione più pesante, no? Il parente in difficoltà. Solo che ora ci chiamano sapendo già delle cose, ci citano dettagli veri e quando uno sente dettagli veri tende a fidarsi di più, tende a collaborare, anche senza accorgersene. E c'è un livello che oggi rende tutto più complicato, la voce, perché bastano pochi secondi di audio presi da un video, da una storia, da una nota vocale, da una chiamata quando avete risposto, per imitare un tono, un ritmo e un modo di parlare. Non serve avere un'ora di registrazione, per questo una telefonata muta vale oro, perché se tu dici pronto 2 o 3 volte, allora hanno già un pezzetto pulito della tua voce, nel contesto giusto, con il tuo modo di parlare naturale. Sì, certo, uno ha detto solo pronto, però loro pensano a un campione. Quindi sì, una chiamata muta conta perché ci mette in lista, perché dà segnali, perché può lasciare appunto questo frammento di voce. Per cui, se ci chiamano ed è muto,
chiudiamo, non parliamo, non restiamo in linea, non richiamiamo, non diciamo altro. E poi la chiamata arriva con urgenze, soldi, codici, conferme. Chiudiamo e richiamiamo tu un eventuale numero ufficiale, oppure chiamiamo direttamente la persona se è un contatto che abbiamo già salvato. Se è un parente di difficoltà lo chiamiamo noi sul suo numero, se è la banca la richiamiamo dall'applicazione, se è il gestore lo richiamiamo dal sito ufficiale, lì cerchiamo il numero e fate girare, perché tanta gente le telefonate mute le tratta come rumore, invece sono il primo pezzo della selezione. Linea alla regia per la pubblicità. Al via la settimana della donna 2026 a Palermo, in programma fino al prossimo 8 marzo, un calendario ricco di appuntamenti tra musica, letteratura e fotografia per rendere omaggio al ruolo e al contributo delle donne nella società. Nell'aula Maurizio Ascoli del Policlinico Paolo Giaccone di Palermo i saluti istituzionali hanno dato il via alla manifestazione, seguiti dal concerto dell'ensemble di fisarmoniche del Conservatorio Alessandro Scarlatti. Ce ne parlano meglio i colleghi di Palermo. Si apre oggi la Settimana della Donna, un calendario di eventi dedicato al ruolo femminile nella società, nella cultura e nella sanità. Un programma ricco di appuntamenti che unisce musica, letteratura e arte per celebrare il contributo delle donne nel nostro territorio. Qual è il significato di questa Settimana della Donna per l'istituzione che rappresenta? Il significato è dare un nome a questa giornata e a questa settimana che sia un po' diverso dalle solite giornate in cui ci si piange addosso, si dicono i soliti problemi che riguardano la donna. La donna è al centro ormai della società, la donna governa anche, dirige, lavora, ma oggi in particolar modo apro questa settimana al Policlinico, che è un'azienda ovviamente di cura, per dire alle donne che devono prendersi cura di se stesse, della loro salute. Il messaggio che vogliamo trasmettere è quello che la musica intanto è anche terapia e poi aiuta gli animi a crescere bene e soprattutto a sensibilizzare gli altri animi alle buone azioni e alla buona vita. Quindi noi oggi siamo qui e l'ensemble è rappresentato da tutte donne e anche abbiamo una presenza maschile perché è importante che insieme a noi ci sia comunque la buona componente maschile. In questo libro, che è un libro secondo me inedito perché la racconta per la prima volta nel periodo storico esatto in cui visse, cioè nella Sicilia del XII secolo, si descrive la vicenda umana di Rosalia Sinibaldi, una giovane ragazza normanna imparentata con Ruggero II dal lato di madre e con Sinibaldo che era anche lui di nobili origini. Il racconto procede attraverso una vita di corte, ecco perché Ancilla Regni, l'ancella del regno, la descrive come una ragazza tormentata da mille dubbi, incertezze, affascinata dal culto virginiano di Guglielmo di Vercelli, che è stato il precursore, se vogliamo, anche dei movimenti eremitici che hanno anche preceduto San Francesco d'Assisi. Cosa racconta questa mostra all'interno del Policlinico? Racconta la forza delle donne, racconta l'anima di questo Policlinico, racconta quanto le donne in questo Policlinico facciano la differenza, perché qui lavorano tantissime donne, medico, infermiere, c'è veramente tutte le professionalità. E io che lavoro allo sportello d'ascolto so quanto impegno, quanta volontà, quanta professionalità ci sia e quanta soprattutto abnegazione nel lavoro e nella voglia di fare bene per gli altri. A Brolo, vertice nazionali dei Rangers, i colleghi di Messina. Si è svolta a Brolo la riunione nazionale dei capi delegazione
dell'associazione Rangers International ODB, alla presenza del presidente nazionale Emanuele Barberi, del consiglio direttivo e di tutti i responsabili territoriali. L'incontro ha rappresentato un momento di confronto costruttivo sulle principali sfide che interessano il mondo del volontariato, con particolare attenzione alla necessità di rafforzare il coordinamento tra le sedi, investire nella formazione continua dei volontari e potenziare l'organizzazione operativa sul territorio. Ampio spazio è stato dedicato alla programmazione delle attività per il 2026, con l'obiettivo di rendere l'associazione sempre più presente, efficace e incisiva all'interno delle comunità locali. Noi all'atto dell'insediamento del nuovo Consiglio Direttivo Nazionale, di cui io ne faccio parte e sono il Presidente nazionale, abbiamo deciso di fare degli incontri nelle varie province della Sicilia in modo tale da poter discutere di volontariato e delle problematiche legate al territorio e all'associazione stessa. Oggi abbiamo deciso di incontrare gli amici della provincia di Messina, quindi le varie delegazioni, i capi delegazioni, e abbiamo discusso di quello che è il buon andamento dell'associazione, ma non solo, anche la programmazione futura per il 2026. Allora, quindi vi spostate di provincia in provincia, purtroppo nelle varie province della nostra Sicilia ci sono soprattutto momenti tristi per quello che è successo nei mesi scorsi. Parliamo di Niscemi, ecco, perché voi so che ci siete, la delegazione di Piraino è venuta già a trovarvi 2 volte. Ecco, com'è la situazione reale per chi magari lo vede solo in TV? Voi che ci state sul campo cosa potete dire? Sì, io oltre ad esserci sul campo è il mio territorio, perché io sono di Niscemi. Noi siamo stati attivati già sin dall'inizio, dalle prime ore dell'evento franoso il 25 gennaio, e dal 25 gennaio ad oggi noi abbiamo fatto attività H24 nel territorio. È una tragedia immane che fondamentalmente ci ha colpito, diverse famiglie, 1600 persone sono state sfollate dalle proprie case, e quindi noi abbiamo fatto assistenza alla popolazione, abbiamo allestito al Palazzetto Pio La Torre un campo base, dove c'è la mensa e dove c'è parte del dormitorio, perché abbiamo allestito anche delle cabine dove all'interno pernottano degli sfollati. Altri sfollati sono stati ospitati in altre strutture, in B&B e quant'altro, e quindi abbiamo gestito l'emergenza sin dall'inizio. È stato faticoso, la cosa più brutta per me in assoluto è stata quando ci siamo trovati assieme alle forze dell'ordine a suonare alle persone per farli uscire fuori di casa. Io è da 30 anni che faccio volontariato, questa è la prima volta che faccio una cosa del genere e vi posso assicurare che è la cosa più brutta di questo mondo. Intelligenza artificiale, una paura o una risorsa, e come ci accompagnerà spiritualmente? Ce ne parlano meglio i colleghi di Trapani. Ci dobbiamo guardare dall'intelligenza artificiale, a parer suo. Abbiamo un Papa che ha scelto il nome Leone XIV proprio richiamando Leone XIII, il Papa all'epoca della prima grande rivoluzione industriale. Adesso c'è questa rivoluzione digitale che va abitata, bisogna starci, bisogna conoscerla, custodendo, dice Papa Leone, le voci da un lato e i volti dell'umano. Un tema che il più delle volte viene visto con diffidenza, ci fa tremare i polsi, non ci dà l'alternativa del domani, perché l'uomo alla fine ha bisogno di avere sicurezze. Questa intelligenza artificiale, come la vede? Ci può aiutare nell'accompagnarci spiritualmente oppure è un danno? È un dono, arricchisce la competenza umana. Bisogna distinguere però i 3 livelli nei quali si muove l'intelligenza artificiale. L'aspetto tecnico strumentale. Io esco dall'aeroporto, ho il bigliettino del parcheggio della macchina e non so dov'è. Lo faccio vedere all'intelligenza artificiale e mi dice dove andare. È un esempio banale, ma che dice che l'aspetto strumentale forse è il più utile dei tanti compiti. Come dobbiamo vederla? Minaccia, risorsa, valore aggiunto per accompagnarci spiritualmente? Sicuramente una risorsa,
perché noi davanti ai cambiamenti non ci dobbiamo mai chiudere, dobbiamo abitarli. Questo non significa che non ne percepiamo la complessità. L'evoluzione è anche più difficile perché è difficile decifrare, perciò è più difficile discernere, perché si parla di intelligenza, ma intelligenza non è una competenza nuova. Le competenze sono sempre organizzate dall'alto o comunque dietro le quinte per raggiungere determinati obiettivi, quindi dovremmo parlare più di agenzia artificiale che si specializza sempre di più su qualunque settore. L'algoritmo, i social tendono a chiuderci nelle bolle, ecco, delle nostre appartenenze anche di convinzione, culturali, tendendo a farci confrontare sempre con i temi che ci piacciono, impedendoci dunque di dialogare con chi la pensa diversamente da noi. Il fatto che Papa Leone parli di una custodia delle voci, e lo dica al plurale, ecco, ci ricorda come l'umano è fatto per il dialogo, per il confronto. L'altro compito un po' problematico, la performance, dai un testo e te lo elabora. E qui c'è il rischio un po' di appiattirsi, però anche il vantaggio di darti testi che ti aiutano a crescere. Il grande tema attuale è: si possono fare omelie prese da internet? Lei che dice? Io dico, se vuoi fare l'omelia, se hai il pathos, l'ispirazione dello spirito, ti aiuta, perché ti dà delle informazioni, degli spunti. Se invece il cuore è vuoto, allora diventa veramente la copertura di una mancanza di passione. L'atteggiamento della chiusura è sempre un atteggiamento pericoloso. D'altra parte è necessario abitarlo perché potrebbe trasformarsi in uno strumento creato dall'uomo, ma potrebbe risultare anche un impedimento alla realizzazione della pienezza dell'umano. Diceva qualcuno, lo scopriremo vivendo. Certo, lo scopriremo vivendo, perché come ogni novità ha bisogno di stendersi lungo il tempo ed entrare nello spazio. Dobbiamo educare le nuove generazioni proprio a una comprensione dell'intelligenza umana, una comprensione la più ampia possibile, intelligenza che è culturale, che è filosofica, che è spirituale, senza negare gli apporti che possono anche venire dall'intelligenza artificiale. Anche dinanzi a questa grande sfida digitale dell'intelligenza artificiale non dobbiamo avere paura, ma starci, conoscere, essere coscienti dei limiti, ma anche delle risorse e delle opportunità. L'aspetto più delicato è parlare all'intelligenza artificiale come se fosse un altro e non un algoritmo. Le criticità sono molto grandi quando si considera l'intelligenza artificiale come un compagno di viaggio. Presentato a Palermo a Palazzo dei Normanni il nuovo libro del dottor Edmondo Palmeri dal titolo Gastronomia antinfiammatoria mediterranea. Il testo propone un viaggio tra le ricette storiche dell'isola reinterpretate alla luce delle più moderne evidenze scientifiche sull'infiammazione cronica silente. I colleghi di Palermo. Gastronomia antinfiammatoria mediterranea, il suo nuovo libro, cosa troveremo all'interno? Sì, gastronomia, regole per lo stomaco, con riferimento alle tradizioni gastronomiche siciliane, con alimenti tradizionali siciliani che hanno caratteristiche antinfiammatorie. Noi dobbiamo lavorare perché il nostro organismo abbia delle caratteristiche più antinfiammatorie anziché proinfiammatorie. Proinfiammatorie sono dettate da tutto il cibo, condizionato da tutto il cibo industriale che noi oggi purtroppo mangiamo molto spesso. Quindi ci dobbiamo rivolgere sia alla dieta mediterranea, ma che sia una dieta mediterranea antinfiammatoria, quindi utilizzare molte fibre, molti vegetali, molte verdure, molti prodotti con polifenoli che hanno caratteristiche antiossidanti principalmente. Questi li troviamo sicuramente grani antichi di Sicilia, nelle grane, nei semi di lino, nei pinoli, nelle mandorle, nelle noci, tutti alimenti che fanno parte di una tradizione siciliana che degli chef aggiornati e oggi con una maggiore consapevolezza utilizzano benissimo nel comporre i loro piatti.
Ho il piacere di rappresentare la World Union of International Flebo Lymphology, la Società Mondiale di Flebologia e Linfologia, la Venus Lymphatic World International Network Foundation, ma soprattutto ho il piacere di essere testimone di un momento storico, la nascita della SIFE, la nascita che in realtà nasce da un percorso di grande esperienza dei membri fondatori, che porterà questa società senza nessun dubbio ad essere centro nevralgico non solo italiano ma anche internazionale, con un particolare focus dell'area mediterranea. Cosa porto a casa da una giornata così? Porto a casa l'orgoglio di essere italiano come parte di una società, per l'appunto la SIFE, che ha una estrema attenzione all'etica, all'advocacy per quanto riguarda tanto il paziente e ovviamente il collega, ma soprattutto anche le istituzioni per un'appropriata gestione della patologia venosa e linfatica. Erosione costiera a Canoria, ascoltiamo il merito il sindaco e il vice sindaco del comune, i colleghi di Messina. Oggi è un importante incontro perché accendiamo ulteriormente i riflettori su un tema molto importante che, come abbiamo sempre detto, non riguarda soltanto la comunità di Caronia, purtroppo riguarda tutta la zona tirrenico-nebroidea, con tutti i comuni che vanno da Tusa, Santo Stefano, Caronia, Acquedolci, Sant'Agata, Capotorlando, Piraino e via discorrendo, tutti interessati da questo fenomeno, che purtroppo è un fenomeno preoccupante a cui le istituzioni locali, per i loro compiti e soprattutto regionali, devono fare fronte per cercare di risolvere il problema prima che sia troppo tardi. L'unico dato di fatto obiettivo e tangibile è che la problematica si è molto intensificata, soprattutto nell'ultimo decennio. Problematica che può portare a dei risvolti importanti, perché lungo la linea di costa tutti i comuni che abbiamo indicato poc'anzi sono tutti abitati con delle zone molto antropizzate e molto urbanizzate, dove un ulteriore aggravamento di questo fenomeno potrebbe comportare dei rischi seri e dei pericoli per la pubblica incolumità. La mareggiata è stata piuttosto violenta, forse una delle più violente degli ultimi anni, ce n'era stata una molto simile nel 2019, poi fortunatamente si era assistito a dei fenomeni molto preoccupanti ma non avevano creato danni. Le ultime mareggiate hanno creato ingenti danni, soprattutto nella località Pantano, dove ad oggi ci sono diverse proprietà private e anche un'importante area archeologica di proprietà della regione siciliana, fondamentalmente isolate perché non si può più accedere, col mare che ha eroso completamente tutta la strada in terra battuta, con molti danni anche lungo il lungomare Cristoforo Colombo, il lungomare storico, dove sono state divelte tutte le opere che aveva realizzato l'ente negli anni addietro, anche durante la mia amministrazione, tutte le scalette in metallo per poter accedere alla spiaggia sottostante, perché il lungomare ha una quota leggermente più in alto, e soprattutto un fenomeno erosivo molto importante anche in località Chiappe, a ridosso di alcune abitazioni private, nonché a Torre del Lauro, proprio sotto il ponte della SS 113. Questo è un importante incontro in quanto diciamo è un problema che accomuna diversi comuni, quindi tutto il contratto di costa risulta essere molto importante, e soprattutto la nostra frazione di Caronia Marina, dopo gli ultimi eventi meteorologici, ha visto fortemente battere le mareggiate e inondare i fabbricati adiacenti alla costa dell'acqua. Quindi sicuramente da anni si parla di questo fenomeno, ma ancora stiamo attendendo che vengano messi in atto e finalmente partino gli interventi necessari per la salvaguardia non solo della frazione marina, ma di tutti anche i paesi limitrofi, che sicuramente uno studio coeso fra i vari comuni può portare sicuramente dei benefici. Quegli immobili sono decenni che sono lì, non sono nuove costruzioni, e gli ultimi anni sicuramente a causa dei cambiamenti climatici si è avuto un avvicinamento quasi proprio a ridosso dei fabbricati del mare, e quindi giustamente risultano essere soggette alle mareggiate ancora di più. Quindi la spiaggia si è completamente, quasi del tutto scomparsa in certi tratti. E questo è tutto per l'edizione odierna di TV Notizie. Vi ricordiamo che i nostri programmi si possono vedere in tutta Italia sul canale 268 del digitale terrestre, in streaming sul sito www.televideoagrigento.tv e il telegiornale sul canale 93, di Video Sicilia alle 15 alle 20 e replica la mattina alle 9. Inoltre i nostri servizi si possono visionare sul canale YouTube di TVA Televideo Agrigento. E questo è tutto per oggi e vi auguriamo una buona serata.